À l'école indigène, donc, nous aurons des élèves qu'il nous faudra élever. À appliquer une méthode unique, nous risquons tout d'abord de tuer leur personnalité. Ensuite, et qui plus est, nous ferons des fruits secs que la plus légère brise fera voltiger. C'è una prima realtà importante che è il coro e poi noi siamo quelli che all'interno di questo, come dire, apriamo dei piccoli spazi come un rideau per vedere cosa c'è dall'altra parte, ed è bella proprio quest'idea dello scoprire gli spazi che di volta in volta, di concerto in concerto, diventano sempre di più, diventano sempre diversi perché scopriamo che ci sono altri posti dove prendere dello spazio, ma non è una lotta, non è una guerra per avere spazio, è al contrario uno studiarci reciprocamente per trovare il modo alla fine di creare una bella sinfonia tutti assieme. La base della composizione è la polifonia vocale, quindi noi siamo sempre un po' come due uccellini che volano, svolazzano. Possono entrare e uscire in punta di piedi in questo contesto, quindi gli spazi per l'improvvisazione ci sono sempre, l'importante è trovare il momento, il punto giusto e saper essere equilibrati con la scrittura e la struttura e la forma della composizione. Lo si fa in un certo modo che non è propriamente sbilanciatamente in maniera jazzistica, in maniera tradizionale, potrebbe essere un'improvvisazione anche più contemporanea, più free, meno in stile.